Rieccoci, Sindaco risponde. Abbiamo ripreso, ricordo, dopo un mese di riposo, definiamolo così, da questa trasmissione riposo natalizio. Ricordo ancora i numeri per interagire con noi, le telefonate in diretta 049 80 777 53, per i messaggi 345 33 41171, per le email durante la settimana il sindaco risponde @gruppo-tv7.com, e vi ricordo che siamo in diretta sulla pagina di Reporter anche su Facebook. Prima di andare a leggere i messaggi, però, sindaco, io voglio ricordarle qualcosa che sta accadendo a Padova e non solo. A Padova, a Monselice, a Treviso, gli Altigioni, ci sono queste bande di ragazzini maleducati che arrivano in città, sono addirittura un centinaio che si mettono lì in Prato della Valle per iniziare a darsene di santa ragione, ma ci sono 200 persone intorno più o meno che guardano questi 100 che si menano. È una brutta situazione che si sta ripetendo non solo a Padova, ma a Treviso, ma a Monselice, e voglio ricordarlo anche nelle grandi città come Milano. Cioè, questa è una cosa che bisognerebbe già all'inizio smorzarla, credo, sindaco. Lei che idea ne ha? Beh, io ricordo che nell'ultimo COSP, vuol dire commentato sulla sicurezza, non ero presente, c'era l'assessore Bonavia, c'era il questore, c'era il prefetto, tutte le forze dell'ordine, hanno veramente sentito questo problema in maniera molto importante. Difatti è intervenuto sabato, è intervenuto immediatamente le forze dell'ordine, parlo della polizia, hanno notificato 50 ragazzi, hanno preso su chi sono. È una cosa incredibile, cioè che i ragazzini si trovano, minorenni o anche maggiorenni, si trovino in un posto per picchiarsi. Penso che una grande responsabilità ci abbia la pandemia, l'effetto magari qualche famiglia che non ha gestito al massimo i figli, però è una cosa che va, non solo va cercare di trovare il sistema il più rapidamente possibile che questo non venga. Oltre a quello che lei ha citato, che molto probabilmente sarà è stato bravo, sia dico su polizia intervenire immediatamente. Ma le faccio una domanda, così ci vorrebbe un psicologo a rispondere alla mia domanda, perché non è che oggi questi ragazzi hanno tutto nella vita e dicono beh, ci troviamo, ci rendiamo di santa ragione, cioè non riesco a capire il motivo di questo atteggiamento, di questo comportamento arrogante che hanno, e anche ovviamente poi manesco, perché non andrebbe assolutamente bene quello che sta succedendo. Penso, non lo so esattamente, come ho detto, forse un po' di pandemia, qualche responsabilità, la scuola che è stata in DAD per cui non sono stati in presenza, un po' di educazione che manca, un po' di responsabilità in famiglia. Sicuramente è una cosa di cui bisogna stare molto attenti e cercare che non avvenga assolutamente, al di là di menarsi. Centinaia di persone che sanno appuntamento sui social per picchiarsi, ma ce ne sono altrettanti che guardano cosa succede, è incredibile. Mia generazione, la nostra generazione è ovviamente diversa, non so se è meglio o peggio, però queste cose sono cose inaccettabili, sotto tutti gli aspetti. Elisabetta, andiamo con i messaggi, un'altra serie di 4, iniziamo con il primo. Le porte da calcetto al Parco delle Farfalle, al Milkovic e soprattutto a Volta Brusegana, quando ho visto solo in via Dupré, uguali ai campetti di calcetto in Sud Tirol. Vanno bene, ma le altre 3 piastre quando? L'assessore, sia parlo di Bonavina che da Chiara Gallani, ha detto a gennaio, cioè vuol dire adesso. Spero che, però gennaio, dovrebbe essere gennaio. Però vi ricordo una cosa, abbiamo un problema enorme, tutti quanti in Italia mancano materie prime, mancano ricambi, manca tantissime cose, di conseguenza i tempi stanno scivolando veramente avanti, perché manca tante cose. Per cui io penso sia gennaio, ho sentito un posto già arrivato, anche questo riesco a dare una risposta velocissimamente, perché sanno esattamente. Faccio un esempio, noi sabato abbiamo fatto una conferenza stampa per dire, non so se sia nelle domande, Guizza sarà illuminata completamente a LED. E abbiamo già fatto, partiranno i lavori a febbraio, abbiamo fatto già i preordini dei materiali, i preordini, e speriamo maggio-giugno di terminare, vuol dire quasi 5 milioni di euro di investimento per eliminare totalmente la Guizza.
come è stato fatto la cella. Però siamo con lui, perché io avevo questa domanda che le dico anche così per esattezza. Ci sono dunque 9 luci, quasi 5 milioni di euro per 16 nuovi punti luce, sostituzione dei vecchi in diversi quartieri. Era una domanda che le facevo, lei mi stravolge tutta la scaletta. Cercavo di essere un po' più attivo. Stravolge, però quello che voglio dire, abbiamo fatto i preordini del materiale. La domanda però era della Porta, questi hanno fatto la domanda io della ho detto, secondo me è gennaio e domani devo conferma, ma faccio un inciso. Mancano ricambi. Le materie prime. Materie prime, ricambi, manca un sacco di cose. Secondo messaggio, Elisabetta. Io ho bruciato la domanda. Volevo sapere come mai i 4 platani secolari abbattuti in via dei Colli, strada inquinata per eccellenza, non sono ancora stati rimpiazzati, lo chiede Longo Amedeo del quartiere Brusegana. Perché non sono stati rimpiazzati non lo so, però voglio fare una precisazione. In prossimi giorni dico quando saranno rimpiazzati. Quando vengono abbattuti... fatica a rimpiazzare un platano però. No, ovviamente con un altro albero intende gli alberi che ci sono però, Sindaco, sono davvero piccolini, sono prima che crescono... Ho capito cosa vuoi, piantare un platano. Magari un po' più larghetto, perché prima che crescono quegli alberi lì. Ovviamente è importante ripiantare la pianta se è stata abbattuta. Se è stata abbattuta c'è un motivo o di sicurezza, ma è malorato, è vuoto all'interno, è pericoloso questa cosa. Nessuno si diverte a tagliare alberi, voglio essere chiaro, nessuno si taglia alberi se non c'è un motivo, o l'albero è ammalato o è pericoloso. Vi ricordate che dopo, quando succede qualcosa, vi ricordate in passeggiata in via Miolati, dietro l'università, lungo il Piove, quando è stato 4 mesi fa, che è caduto un pioppo enorme, ha preso una macchina, per cui non è successo nulla, ma c'era una persona dentro. Per cui la sicurezza è la cosa più importante. A nessuno piace tagliare gli alberi, che sia genio civile, che sia... nessuno vuole, noi comune, però c'è un problema, sicurezza. Per cui quando tagliamo un albero è perché c'è un problema. Secondo, non so dare risposta quando saranno ripiantati, anche questo darò una risposta sicuramente. Ha fatto bene a precisare, però presumo che il telespettatore abbia capito che quegli alberi andavano abbattuti. Ma io ne ho approfittato per dire, il motivo principale, nessuno vuole tagliare alberi, il motivo principale è la sicurezza. O idraulica, se sono di fiumi, o sicurezza, magari vanno contro qualche pedone piuttosto che su ciclabili. Anche perché nel dare ragione a quello che stai dicendo, Sindaco, oggi con il meteo che è cambiato, con i temporali che ci sono, fanno presto ad abbattersi gli alberi e creare dei problemi. Anche perché sono radici che non sono molto profonde, per cui è molto pericoloso. Certo. Per cui quando genio civile, piuttosto con il comune, quando taglia qualcosa, è per prima sicurezza, nessuno vuole tagliare, anzi stiamo piantando 10.000 alberi, non sarà mica logico, il contrario. Terzo messaggio, Elisabetta. Chiedo perché non viene a vedere alla domenica davanti a Padre Leopoldo la situazione, visto che il suo precedente sindaco, Zanonato, ha tolto il parcheggio. Luca. Ma il precedente non era mica Zanonato, insomma. Sì, ma si riferisce al Flavio Zanonato, cioè non c'è il parcheggio? Cioè dice che praticamente, mi sembra di capire, davanti a Padre Leopoldo non c'è il parcheggio per chi andrà a visitare o andrà a messa il santuario di Padre Leopoldo, visto che il suo predecessore, perfettamente, ha tolto mi ricordo che se guardando Padre Leopoldo sulla sinistra c'è un parcheggio di 10-12 posti. Sì, poca roba c'è, lungo la strada. Passa il tram c'è lungo la strada? Lungo la strada c'è, non so che parcheggi. Se c'era, lui dice che c'era ed è stato tolto, adesso io non ricordo bene. Nemmeno io, posso informarmi, però non lo so. Non ricordo nemmeno com'è la situazione, se casomai poi Dennis l'attuale me la ricordo perfettamente, non so cosa c'era una volta, ecco, questo non lo ricordo. Sì, è chiaro, sì, nemmeno io ricordo, appunto. Andiamo con il quarto messaggio, Elisabetta, per essere di aiuto. Diverse pensiline del bus sono dotate di schermi che servirebbero per segnalare gli orari in arrivo dei bus o per altre info utili, ma sono sempre spenti. Si può fare qualcosa? Lo segnala Beatrice. Bisogna fare qualcosa, non si potrebbe, bisogna fare qualcosa. Con Bus Italia, mi ricordo che Bus Italia che gestisce il trasporto pubblico, siamo in perfetta collaborazione, però
in questi 2 anni di pandemia ha avuto grossi problemi, Bus Italia, grossi problemi in riferimento a, vi ricordo che è stata fatta la gara nuova. La gara nuova è stato un periodo di pandemia totale, ha avuto delle perdite importanti di Bus Italia, ha avuto anche un cambio di amministratore delegato, di direttore generale, mancano molti autisti, sia perché un po' contagio, perché mancava a livello personale. Io spero che un po' alla volta risolvano i problemi. Uno di questi è proprio anche l'informazione che deve essere data all'utente, come sui pannelli che non funzionano ancora. Hanno fatto qualcosa, ad esempio hanno messo il biglietto tramite pagamento a livello interno, tramite POS, però mancano ancora tante cose che devono essere fatte. A breve ci incontreremo con un nuovo amministratore delegato, con il direttore generale Ingenio Barbarino, e speriamo di risolvere il più presto i problemi del trasporto pubblico, perché è una cosa importante. Sotto tutti gli aspetti, se no, trasporto pubblico vuol dire anche meno auto, che adesso purtroppo molti non usano il mezzo pubblico anche per paura di contagi, per cui usano l'auto e con direttive conseguenze di inquinamento. Certo. Ricordo ancora i numeri per interagire con noi, per le telefonate in diretta 049 80 777 53, per i messaggi 345 33 41171, l'email durante la settimana è sindacorisponde@gruppo-tv7.com, e vi ricordo potete anche mandare i messaggi tramite Facebook sulla nostra pagina Reporter, dove in diretta possiamo anche darvi delle risposte. Sindaco, 2 domande per quanto riguarda Corso Milano. Uno, dicono il parcheggio della Prandina che è poco illuminato alla sera, specialmente d'inverno quando escono, ci sono delle persone non piacevoli incontrare e hanno paura di frequentare quel passaggio che va dalla Prandina a Corso Milano. Il secondo, le chiedo se il tram passerà, perché uno non ha capito come funzionerà il tram quando passerà su Corso Milano, verrà tolta una corsia, oppure ne state ancora discutendo cosa verrà fatto in Corso Milano quando arriverà e inizieranno i lavori con il tram? La Prandina io spero sia stata illuminata, perché questo problema me l'ha posto ancora prima delle vacanze di Natale l'assessore Aragona, e era previsto che venisse illuminata. So che era buio, non ho molto ben illuminato, io spero sia stato fatto quello che è stato richiesto dagli utenti, e questo lo appurerò domani. Per quanto riguarda il passaggio, francamente non ho visto nessun mal illuminato, sì, gente strana no, francamente nessuna segnalazione. Bene, dico questo non ho mai sentito, non ho nessun rapporto in questo senso. Mal illuminata sì, e cercheremo di provvedere. Il tram non è stato definito in passaggio. Noi abbiamo presentato un macro progetto per ottenere il finanziamento, non è stato ancora fatto il progetto di fattibilità esattamente. Ma cosa prevede quel progetto, signor? Dove passerà il tram? Nel Corso Milano passerà dove? In mezzo, destra, sinistra? Non è stato ancora fatto, va fatto in termini progettuali, questo dovrà essere fatto velocemente. Perché tanti hanno mandato delle email che hanno preoccupati perché hanno capito che il Corso Milano sarà solo a una gettata, cioè o un'andata o un ritorno, non a doppio senso, cioè la gente lì del posto era preoccupata in tal senso. Ma questa è un'impressione, un'idea mia, penso passerà al centro, per cui rimangono le 2 corsie, probabilmente non ci saranno più i parcheggi, tanto per dire, ma assolutamente saranno due vie andata e ritorno, assolutamente sì. Anche per le automobili dicono, sì, anche per ma non è, ripeto, non è stato ancora fatto il progetto in termini puntuali, cioè non c'è ancora. Perfetto, così è chiarito la domanda del nostro... Sarà fatto a brevissimo, dobbiamo scegliere il progettista, dobbiamo fare la gara per il progettista, quindi non è stato fatto, che deve essere fatto a brevissimo. So che incontrerete anche le persone dei quartieri per parlarne di questo, mi sembra obbligatorio per legge, lo faremo in qualsiasi caso, però per legge bisogna fare informazione. Senta, l'altra domanda, non so Denis se ci sono altri messaggi, riguarda il parcheggio di Largo Europa, dove l'avete ingrandito, definiamolo così, che si possono uguali. Questo c'è stato un errore di comunicazione da parte nostra. Come abbiamo fatto il parcheggio di Largo Europa, la prima parte che abbiamo sistemato, messo a norma, messo a nuovo, è un bellissimo parcheggio, l'ex parcheggio Europa, adesso quello non ricordo più. L'altro, a fianco, stiamo facendo la stessa cosa, non stiamo aumentando i parcheggi onestamente, sono lo stesso numero di parcheggi, abbiamo solo riorganizzato
il numero di posti, messo a norma tutto l'impianto, sarà comunicante quando sarà finito, stanno ancora lavorando adesso. Sì. Basta, non mi ha fatto terminare la domanda. Io dicevo, nel fare questo è perché nella sua idea è togliere Piazza Insurrezione, il parcheggio di Piazza Insurrezione, che era un'idea da quando si è candidato sindaco e che sperava moltissimo, è un suo sogno, definiamolo così, no? No, è più che un pensiero. I due parcheggi vengono sistemati, uno è stato già fatto e l'altro verrà fatto, abbiamo concertato anche qui chi utilizzava questi parcheggi, ci saranno 40 posti in più, ma 40 posti in più perché qualche persona aveva 2 o 3 parcheggi al suo tempo, per cui un po' di posti in più, ma è messo a norma, questo è base, e con i canti, nessun parcheggio in più sotto l'aspetto, un utilizzo migliore. Per quanto riguarda Piazza di Insurrezione, l'ho detto tantissime volte, mi piace moltissimo l'idea, ma come penso, non sottoscritto, penso piace a tutti quanti, di avere Piazza Insurrezione libera dalle auto. Bisogna fare delle riflessioni, bisogna veramente monitorare la viabilità. Non è facile fare queste cose, anche perché, dico francamente, non voglio essere cinico, e dà un grande reddito al comune, a PS che è un comune, di conseguenza bisogna avere rispetto delle finanze pubbliche. Stiamo ragionandoci, non è facile. A me piace molto l'idea, ho detto all'inizio, mi piace molto l'idea di chiudere Piazza di Insurrezione e fare qualcosa di importante. Pediatria, dovrebbero iniziare i lavori qui tra poco? Primavera, sì, cominceranno a marzo, aprile, marzo. Tutto a posto, continua tutto? Che io sappia, sì, non c'è nessun problema. Messaggi, andiamo con i primi altri 4 messaggi, Elisabetta. A Torre, dove siamo dimenticati, quando un marciapiede, o meglio una pista ciclabile in via Giulio Zanon, la strada è strettissima e molto pericolosa, è un disastro. Magari se si firmano i nostri telespettatori e cittadini di Padova si farebbe anche piacere. Sindaco, prego. Non so la risposta, mi informo, do risposta, faccio fatica sempre tutto. Darà una risposta, ovviamente il sindaco non conosce la problematica di questa strada perché è una mica. Torre non è dimenticata, assolutamente, è un quartiere, anzi sotto certi aspetti anche molto bello, molto verde, che ad esempio è uno dei quartieri che mi chiede un supermercato. Tutti quanti contestano i supermercati, loro chiedono un supermercato e nessuna delle grandi distribuzioni va. Perché? Perché non è molto popoloso come quartiere, però non è vero che è dimenticato, anzi stiamo cercando di fare tutto per far sì, portando qualche mercato, portando qualcosa per cercare di dare dei servizi al quartiere. Secondo messaggio. Questo non lo so rispondere. Viabilità tangenziale, zona Corso Boston, Corso Australia, spesso il traffico è congestionato, alternative? Questa è un po' complicata. Allora, noi stiamo ragionando col CAV e con la Regione per quanto riguarda Padova Est. Padova Est vuol dire viabilità dell'ospedale, futuro ospedale, col tram, tutto quello che ne consegue. Chiaramente risolvendo parzialmente molto con l'Arco di Giano tutta l'area che va verso Padova Est vuol dire anche dare una mano alle tangenziali. Non è facile, è molto complicato. È vero, c'è congestione di traffico, specialmente nelle ore di punta. Noi stiamo cercando di risolvere i problemi in collaborazione con Veneto Strade, con la Regione, con la CAV e noi stessi ovviamente come amministrazione comunale. Sappiamo che c'è questo problema, stiamo cercando di risolverlo. Altro messaggio, Elisabetta? 3 milioni. 10.000, cioè 300 euro ad albero, ma che alberi sono? E per le siepi delle case Ater che invadono i marciapiedi di Via delle Melette, di chi è la responsabilità? Sono 2 milioni e 8 esattamente, non 3 milioni. L'albero va piantato, manutentato per 3 anni, per cui c'è una grossa responsabilità di chi la pianta, deve essere poi non sono alberelli, sono alberi 3 metri, 4 metri, sono alberi abbastanza importanti, chiaramente non è un platano, è un albero di questa dimensione, che sia chiaro, però va manutentati per 3 anni, garantiti per 3 anni, per cui per piantare un albero... 300 euro per l'alberello così appena nato? Provate voi, no, le chiedo, va piantato, perché non è che arriva con drone,
va piantato, messo alla norma, sicurezza, per cui costa questo. C'è stato fatto una gara, non è improvvisata la cosa, c'è stata una gara, chi ha partecipato, questo è il miglior prezzo è stato fatto, per cui costa fare questa operazione, costa manutenerlo, costa per 3 anni garantire che viva, perché sennò dopo devo cambiarle, sostituirle, per cui questo è un prezzo. Mi sono stupito anch'io, però sono gare, fate gare. No, certo, le chiedevo. No, se uno può prendersi il suo albero, forse costa 50, 60, però bisogna prenderlo, bisogna portarlo, è stato fatto la gara, mancano alberi, tra parentesi anche quelli mancano certo. Alberi. Quarto messaggio, Elisabetta, credo sia il quarto di questa serie. Buonasera signor Sindaco, sono il signor Nardo da Padova. Volevo farle notare che al semaforo di Piazzale Boschetti quasi tutti i pedoni passano con il semaforo rosso. Sono cambiate le regole del codice della strada? No, non sono cambiate le regole. Non sono cambiate le regole. Faccio spesso questa strada anch'io per andare a casa, per cui è vero che ogni tanto capita che non hanno tempo di aspettare la gente, passa col semaforo rosso, ma quando vede che non sono auto ovviamente non è cambiato il regolamento sulla viabilità. È un po' provocatorio immagino magari. Ovviamente però... ma ci sono certi ragazzi quando escono dalle scuole che l'educazione un po', quando attraversano le strade un po' non ce l'hanno, molto probabilmente per il motivo che abbiamo detto prima, quando si trovano per darsi santa ragione. Andiamo in pubblicità, poi altre cose con il sindaco di Padova tra poco.